Fabio Baldas presente questa sera, non poteva mancare a questo bellissimo evento. Insomma, cos'era il Bruno Pizzul sul campo e quello fuori campo? Ma io credo che c'è poca differenza. Bruno è stato sempre un grande in campo e fuori. Io devo dire che stasera sono molto onorato di essere stato invitato a questa manifestazione dove ho ritrovato comunque amici che ritrovo spesso perché fortunatamente ci invitano parecchie volte e io mi onoro veramente di essere, credo, forse l'unico triestino a essere chiamato quando ci sono queste cose. Bruno, ripeto, io lo considero un amico e quello che mi fa più piacere è che per lui io sono lo stesso. Ecco, si dice che tra giornalisti e arbitri non corra buon sangue, no? Beh, ma Bruno non c'entra niente con quei giornalisti di cui fa riferimento lei. Ma io personalmente con i giornalisti ho sempre avuto, salvo qualcuno, un buon rapporto, però ripeto, con Bruno non si può non andare d'accordo. Battuta al volo. Allora anche Enzo Ferrari non poteva mancare a questa bellissima serata, insomma è un ricordo, ma soprattutto quel calcio che manca, no? Il calcio è stato frutto di tanti anni, di tanti incontri, stupendo peregrinaggio per tutta l'Italia, eccetera. È chiaro che manca, però bisogna adeguarsi anche all'età e sono venuto volentieri perché Pizzul ci conosciamo addirittura dal 66-67, ci siamo incrociati 1000 volte ed è un personaggio veramente grande, unico per il suo modo di interpretare prima di tutto il calcio, ma anche e soprattutto la vita. Quello che manca oggi? Manca un po' perché si corre troppo, corre troppo nel senso figurativo, si vedono, diciamo, questo violentare questo tipo di sport. Magari noi siamo vecchi, però non credo che sia manca di genuinità e quindi questo chiaramente porta a deviare certi concetti e soprattutto principi sportivi e va oltre, però il mondo cammina. Al volo l'assessore comunale allo sport, Cormonese Doc, calciatore, capitano di questa Cormonese, insomma è stato un onore dare questa cittadinanza onoraria a Bruno. Beh, direi di sì, perché Bruno se l'è meritato negli anni con la sua presenza sempre discreta, sempre intelligente, soprattutto è sempre stato presente con le associazioni, è sempre stato presente anche con noi di Gol a Grappoli e credo che abbia portato veramente in giro per l'Italia e non solo il nome di Cormons, ma abbia offerto di Cormons un'immagine veramente bella. Ecco, questo è un riconoscimento che secondo me gli era dovuto e che per noi è stato veramente un onore poterglielo dare qui questa sera e direi che quando abbiamo portato l'idea in consiglio comunale insomma è stata è quasi per acclamazione, è stato votato, diciamo, all'unanimità. Uno dei pochi casi in cui la politica si unisce. Dai. Assolutamente, uno dei pochi casi, ma credo che senza larghe intese. Senza larghe intese, Bruno se lo merita sicuramente perché è una persona per noi veramente eccezionale. Noi sappiamo che tu sei una lingua tagliente, ma perché hai tanti anni alle spalle e soprattutto sai di cosa stiamo parlando. Peccato è mancato qualche giovane collega che magari da questa serata può trarre quei ragionamenti, quelle cose importanti per il suo futuro, no? Certamente chi non c'è ha sempre torto. Chi non c'è ben sapendo che sarebbe dovuto venire ha ancora un po' più torto, quindi ogni commento lo lascio a chi ci ascolta. Senti, questo calcio uscirà da questo impasto? Sì, uscirà perché c'è gente volonterosa che ci sta lavorando, per l'amor del cielo. Anzi, devo anche dire che lasciando il professionismo che non ci interessa tanto, devo dire che a livello regionale c'è una squadra che sta lavorando molto bene e quindi credo che questo calcio, pur nella crisi che tocca tutti i settori, riesca a sopravvivere e tirarsela fuori. Luigi Del Neri e Bruno Pizzul, cosa dobbiamo dire? Non coetanei sicuro, però da parte mia grande rispetto, è per una persona che mi ha seguito anche da calciatore, indirettamente da allenatore e quindi direi che ha viaggiato con me e quindi direi che questo premio a questa figura importante come persona mi sembra sia un fattore fondamentale, anche perché
nel nostro mondo è importante poi lasciare una traccia di persona più che di personaggio, quindi questo lui l'ha saputo interpretare molto bene. Mi sembra che questo attestato sia veramente un premio, diciamo, ad una persona che lo merita. Senta, quando il calcio era di rigore, diciamo. No, quando il calcio è diverso come cultura d'arrivo, era diverso come conduzione, era diverso come passionalità probabilmente. E ora tutti facevano il loro lavoro per quello che erano portati a fare, no? In maniera giusta. C'era il conduttore, c'era il telecronista, c'era l'allenatore, c'era i giocatori. Oggi mi sembra che sia un po' tutto ribaltato, no? Io direi che questa è la differenza, insomma, al di là dell'economia che chiaramente è diversa, al di là degli arrivi che sono diversi, però io penso che poi alla fine il calcio deve anche portare alla fine ad ottenere delle persone come Bruno. Il senso del nostro mondo deve essere questo, rimanere essere se stessi in un mondo dove ci può diventare personaggio, però creare quella bolla che ti fa rimanere essere persona, che poi alla fine sei rispettata, sei amata e sei riconosciuta più come persona che non come personaggio. La cultura, allora, professor Pira, mentre si mangia, dai, va bene, insomma, serve anche questo il momento conviviale. Senti, ancora una volta grande successo, soprattutto il libro so che sta andando a ruba, come si dice. No, il libro è andato bene, devo dire lo scopo che noi ci eravamo prefissi era quello di cedere i diritti d'autore alla Fondazione Borgonovo, l'abbiamo fatto, il libro continua a vendere, ha avuto parecchi premi, quindi vuol dire che il prodotto andava bene. Certo, dovendolo riscrivere avremmo aggiunto qualche aneddoto in più, però devo dire che Bruno veramente rappresenta una bandiera per l'Italia e i racconti che lui ha fatto della sua vita sono appetitosi, ma sono anche facilmente fruibili, e quindi credo che quello sia una delle chiavi del successo di questo grande uomo che è nato qui ama tornare quando è libero, portando sempre alto il vessillo della sua terra. Molto noto della televisione locale, non solo, perché Sergio Tauscher è stato uno dei nostri, come si dice, cultori di questo mestiere. Lei ha cominciato a colori quando Bruno Pizzolo andava ancora in bianco e nero. Questa è una bella domanda che non mi sono mai posto se ho cominciato prima io o prima lui. Penso siamo stati più o meno in contemporanea, lui aveva fatto molta più gavetta, come ha spiegato anche lui, è arrivato alla Rai un po' per caso dopo aver fatto il professore alle medie. Io sono invece arrivato a TV Capodistria quando si stava appena fondando, dunque sono stato paracadutato lì da giovanissimo, io qualche anno meno di Pizzul, però penso abbiamo cominciato più o meno alla stessa epoca. Io ho cominciato, la mia prima telecronaca risale a fine febbraio del 1971, faccio lei i conti. E non ero ancora nato. Tanta gente non era ancora nata, per fortuna sono ancora qua, insomma. Senta, lei è stato uno dei telecronisti, possiamo dire, polivalenti, nel senso che ha fatto tantissimi sport e non si è limitato solo al calcio o comunque al basket, che è il suo sport per eccellenza, no? Come noi la conosciamo. Sì, io sono di estrazione cestistica, cioè io per riagganciarmi alla risposta di prima ho cominciato anche a mia scusa che ero molto giovane, cioè avevo 21 anni, io sono del 50, dunque sono come Gigi Del Nero. A questo punto, penso almeno, a questo punto io ho cominciato come giocatore, ho visto molto presto che non sarei andato da nessuna parte, però essendo anche di famiglia di insegnanti mi piaceva insegnare, ho cominciato a fare allenatore, a 18 anni ho cominciato a allenare a basket già molto giovane, a 21 anni avevo già esperienza di 3 anni di insegnamento di pallacanestro, per cui è il mio sport, e ho preso ovviamente la palla al balzo di fare il telecronista nel portare queste mie conoscenze del basket anche come telecronista. E infatti io mi reputo sempre un allenatore di basket che per vivere deve fare il telecronista. Sarebbe la mia vocazione principale, quella di coach. E dopo però sono anche un appassionato di sport, cioè mi piacciono tutti quanti gli sport per capire cosa c'è dietro lo sport, cosa porta la gente a appassionarsi a quello sport, cosa ci vuole per riuscire in un determinato sport, sia esso di squadra che individuale, per cui questa è un'attitudine, un abito mentale. E poi come secondo
è assolutamente obbligatorio a TV Capodistria, essendo noi in 4-5 se ci va bene, che fanno tutti quanti gli sport per le notizie, per il telegiornale. Devi essere capace di capire tutti quanti gli sport dal primo all'ultimo, perché se no non riesci a scrivere le notizie. Dunque bisogna fare di necessità virtù, e siamo polivalenti anche per il fatto proprio di sopravvivenza.